Il consigliere regionale Jonathan Montanariello ha espresso solidarietà verso l'associazione sportiva dilettantistica J-Point, che nella notte dello scorso venerdì ha subito importanti atti vandalici. Una realtà sportiva questa che a Chioggia svolge un ruolo importantissimo per dare a tanti giovani un'occasione di socialità e inclusività. E aggiunge: i danneggiamenti alle strutture utilizzate dall'associazione sono uno sfregio all'impegno profuso in questi anni. Ho voluto porgere oggi di persona alla rappresentante della società sportiva Laura Vianello la solidarietà di tutto il Consiglio regionale del Veneto. Respingiamo al mittente ogni intimidazione, auspicando che i responsabili vengano presto individuati. Il direttivo dell'associazione nella giornata di domenica ha visto scendere in campo tantissimi a manifestare la propria solidarietà e hanno ringraziato dicendo: oggi abbiamo respirato un'atmosfera bellissima presso i campi della storia, ci siamo sentiti abbracciati dal vostro calore, confortati dalle vostre parole e commossi dinanzi alle vostre donazioni. Momenti toccanti davvero. Noi non troviamo le parole giuste per descrivere come ci sentiamo, il cuore colmo di emozione, gli occhi lucidi di commozione. Vi ringraziamo dal profondo, dobbiamo ancora aprire la cassetta delle donazioni, ma siamo rimasti sbalorditi dall'affluenza che c'è stata. Voi tutti ci avete fatto tirare un sospiro di sollievo. Grazie a voi i danni sono meno pesanti di quello che sembravano essere. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso.